Questo qui è una mail che è arrivata da un ascoltatore, Beppe, se non erro, che è italiano tranquillamente, con esperienze varie e variegate, ed è un manager anche di una multinazionale americana che oscilla tra l'Italia e gli Stati Uniti, e quindi ascoltando il programma della scorsa settimana faceva riferimento a una serie di temi, e secondo me e secondo noi ce ne sono un paio particolarmente interessanti. Molto interessante è quello che riguarda Boston, e che ci affianca anche un pochino, devo dire, a questa città che ha avuto un problema, una questione con un ponte. Sì, facendo riferimento al boom che avevamo messo, l'esplosione del ponte Morandi, dei tronconi eccetera. Infatti lui ha fatto notare quello che è successo appunto a Boston, in cui fa presente una decina di anni fa e più, dovendo rifare il ponte, cosa hanno fatto? Una cosa probabilmente molto intelligente, ovvero hanno costruito un po' come si usava in tempo di guerra, i ponti prefabbricati, hanno affiancato al ponte esistente, che quindi non era crollato, lì c'erano i tempi, ma è la logica proprio differente. Ecco, la situazione è diversa, magari qua non si può fare la stessa cosa, però non la faremmo in ogni caso, secondo me. Quindi hanno affiancato un ponte prefabbricato ex novo, e da lì hanno iniziato a fare i lavori per la costruzione del nuovo ponte. Del ponte definitivo, per cui indotto sulla costruzione del ponte prefabbricato momentaneo, poi riduzione dello stress di chi utilizza la stessa da italiani strada. non so dire da genovesi, perché anche qui il traffico non è male. No, non è male. Credo che il primo punto per chi guida è: ho il ponte e quindi ci vado. E lo stress, la possibilità di gestire il traffico, certamente la logistica è positivo, assolutamente. In più l'indotto che ne deriva dal punto di vista lavorativo, nel senso, non hai troncato con dei disservizi, e lo vedremo anche parlando più avanti della relazione della Banca d'Italia, quindi non hai troncato l'operatività quotidiana, ma in più a livello lavorativo hai dato lavoro. Qui lui diceva un incremento di oltre il 20% del lavoro per le aziende locali, proprio su questo filone. C'è una ricaduta per questo. E poi mette l'accento anche sulla questione che riguarda lo sport, diciamo femminile, riferito al calcio femminile, al mondiale al quale abbiamo partecipato. Faceva notare appunto, dice vabbè, in America è un po' diverso. È un po' diverso. Probabilmente già il calcio non è lo sport principale come qui da noi, lì c'è baseball, il football americano, il basket eccetera. Però fa notare, a fronte di quello che avevamo detto noi, vedremo cosa succederà al movimento delle donne, lui fa notare che in America è all'opposto, ovvero chiamiamoli militanti, praticanti del soccer, sono al 70% donne e al 30% uomini. Quindi ci ha dato un paio di notazioni USA curiose, che sono interessanti e curiose. Perlomeno io non sapevo questo del calcio femminile, insomma, cose interessanti. Quindi gli ascoltatori ci seguono e ci fa piacere che ci diano anche qualche spunto ulteriore, magari sulla pagina Facebook di Babboleo News. Mare, profumo di mare. Andiamo a parlare di mare. Con l'amore voglio giocare. Cominciando con Ucina, giusto? Sì, c'è stata l'elezione del nuovo presidente per il quadriennio 2019-2023, Saverio Cecchi. In questo momento, dove siamo primi nel mondo, la nautica italiana è al numero 1, lo stesso Vitelli Benetti ha varato 3 gigayacht, quindi andiamo ad attaccare anche i mostri sacri olandesi e tedeschi, e quindi riavere una riunificazione e un'associazione forte è quello che ci meritiamo. Non solo perché poi abbiamo fatto passi da gigante anche nella componentistica. Lei pensi che circa 10 anni fa, quando le barche andavano negli Stati Uniti, volevano tutti i componenti, gli armatori volevano componenti inglesi e americani. Adesso siamo primi anche nella componentistica, dove i clienti stranieri vogliono addirittura componenti italiani. Quindi qua le potenzialità ci sono, si tratta di lavorare sulla riunificazione. Sì, ovvero il tema nautico, intendendo appunto la parte yachting, la cantieristica eccetera, noi lo stiamo portando avanti tranquillamente da tempo, è una risorsa per la nostra Genova, per la Liguria. Il mandato di Cecchi potrebbe essere in questo caso quello di lavorare a una riunificazione delle sigle
sindacali, visto che c'è stata la separazione tra Cucina Confindustria e Nautica Italiana. Il settore, dopo la crisi degli anni passati, sta andando forte, le imprese italiane sono un'eccellenza da ogni punto di vista, il salone nautico stesso sta andando forte, anche qualche salone che è stato fatto, come c'è stato Viareggio, Venezia, sono andati piuttosto bene. Forse riuscire a rimettere insieme con un'armata poderosa la nostra nautica potrebbe essere una bella idea, anche perché, e qui sono gli ultimi dati che ci sono stati dall'incontro dal SATEC che c'è stato qualche giorno fa, insomma, quello che riesce a generare la nautica come valore aggiunto è veramente una cosa importante, nel senso che poi ha dei moltiplicatori molto forti, oltre il 7% e circa il 10% per quanto riguarda la generazione di valore e di posti di lavoro. Lo diciamo sempre che in quest'ambito il lavoro c'è, quindi cerchiamo di lavorare speditamente tutti insieme per questi successi. Sempre di nautica parliamo con il forum Ship Owners and Shipbuilding. Sì, qui è più la parte di shipping, una nautica industriale della logistica dei trasporti. Abbiamo due interventi interessanti, uno è quello dell'ammiraglio Nicola Carbone, che è il direttore marittimo della Liguria. Nuovo oggi vuol dire autonomous ship, navi autonome, con tutto ciò che comporta dal punto di vista giuridico, tecnico, ma soprattutto il fattore umano, chi le piloterà, la responsabilità che avrà, gli aspetti legati all'interazione con le altre navi. E il secondo argomento è quello del Low Sulfur Cap. Adesso sintetizzo, non voglio usare termini troppo tecnici, ma è le nuove regole per quanto riguarda l'abbassamento dei fumi sulle navi, la diminuzione delle sostanze nocive sulle navi. Quindi dal 1 gennaio avremo 3 tipologie di sistemi: abbassamento del contenuto di zolfo nel carburante, l'uso del gas o l'uso di scrubber per l'abbattimento dei fiumi. Quindi inizierà un nuovo percorso, c'è un decreto legislativo in corso di elaborazione a livello centrale per le sanzioni che verranno applicate, e comunque poi l'attore sarà sempre, ahimè, con le stesse risorse, le capitanerie di porto d'Italia. Nello stesso contesto anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Le due sfide sono importanti. La prima sfida è quella delle nostre infrastrutture, che sono fondamentali per stare dietro all'innovazione della tecnologia in mare e all'aumento dei volumi auspicabile in tutti i porti della Liguria. La Liguria oggi è la piattaforma logistica principale del paese, per i contenitori lo sta diventando, anzi lo è già diventato da quest'anno con 2.200.000 passeggeri per le crociere, lo sarà sempre di più con l'arrivo dei grandi traghetti come quello varato l'altro giorno per le autostrade del mare. Abbiamo bisogno a terra di un impianto che sia in grado di supportare questo aumento di volumi, fondamentale per la competitività non della nostra regione ma del paese. Secondo una sfida normativa abbiamo bisogno che la legislazione stia dietro all'innovazione tecnologica che corre veloce. Dobbiamo vincere queste sfide. Sì, l'abbiamo detto, shipping, logistica fondamentali per il nostro territorio, c'è business per le aziende, ci sono posti di lavoro, abbiamo forti competenze, se partono le vie della seta, cioè c'è tanto da mettere al servizio del territorio. Abbiamo 30 secondi per Poste Italiane. Sì, c'è un'iniziativa, qui esuliamo dalle cose classiche, ma dato che poi parliamo sempre di temi economico-finanziari, sabato 6 luglio alle 11 presso Genova Centro in Via Dante c'è un evento di Poste Italiane con le sessioni di educazione finanziaria per i cittadini. Quindi le poste sono un attore importante, i clienti delle poste investono i risparmi, insegnargli le tematiche finanziarie, far capire meglio cosa succede è una cosa utile e interessante, quindi la posta si prende cura dei suoi clienti. Un minuto di informazione della Liguria, poi torniamo a parlare di economia, società e finanza su Babboleo News. L'estate di Genova è anche J-Ax più articolo 31 25th Anniversary Tour. Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra un paradiso anche ospedalito. J-Ax è pronto a scaldare Genova con i suoi successi, tutti da cantare e ballare in un grande live sorprendente, divertente e carico di energia. Un concerto imperdibile per i giovani di oggi e di ieri. J-Ax più articolo 31, venerdì 12 luglio, Arena del Mare di Genova. Info su 2000grandieventi.it, in collaborazione con Radio Babboleo.
Direttrice, ad Armaditaggio è arrivato il momento del rinnovo locali. Cosa facciamo con tutte le cucine, le camere, i salotti? Gli spostamenti costano. Meglio svendere tutto. Sconto 50%? Ma no, di più. 60%? Di più. Sconti 70% fino ad esaurimento scorte. Ma così ci rimettiamo. Non ci posso credere. Ehi, giovanotto! Asta del mobile. All'asta del mobile di Armaditaggia per rinnovo locali meno 70%. E quando ti ricapita? Life a Marina di Varazze. Pizzeria, hamburgeria e cocktail bar. La location ideale per le tue feste, per i tuoi compleanni e per ogni altro tipo di evento. Menù personalizzabili, aperti tutti i giorni. Life Food and Drink a Marina di Varazze. Dolce Dormire presenta i materassi. Errore. I guanciali. I divani. Il nuovo showroom in via San Martino. 300 metri quadri dedicati solo ai divani. Marco, dormi. E con tutti questi materranno. I divani di Dolce Dormire. idivanigenova.com. Giovediamoci a Busalla. Tutti i giovedì di luglio sino a mezzanotte i negozianti di Busalla ti aspettano con imperdibili occasioni di shopping con il loro Bancarelliamo e tutti i sapori del loro Street Food Festival. Il 4 luglio Diego Donadonibus Bike Trail Acrobatico Show e Radio Gaga in concerto. Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza di Genova hanno scoperto 538 kg di cocaina nel porto del capoluogo ligure all'interno di un container proveniente da Cartagena, siamo in Colombia, e diretto a Napoli. Si trattava di 19 borsoni con 493 panetti di cocaina purissima. La scoperta è avvenuta lo scorso 1 maggio, la notizia è stata diffusa solo oggi. Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fatturato alle organizzazioni criminali oltre 200 milioni di euro. In Liguria un comune su 4 vieta di andare a spasso in costume. Gli ultimi 3 sindaci ad aver infoltito il gruppo degli intransigenti sono quelli di Sori, Lavagna e Riva Ligure, ma altri promettono di aggiungersi in questa estate caldissima, anche se 2/3 dei 63 comuni costieri sembrano ancora intenzionati ad affidarsi più al buon gusto dei singoli che alla minaccia delle multe. Intanto si attenua la morsa del caldo a Genova. L'ultimo bollettino emesso dal Ministero della Salute ha confermato una tregua con ritorno al bollino verde, massime che oggi dovrebbero passare dai 34 gradi dei giorni scorsi ai 32 gradi, una tendenza confermata anche per domani, venerdì 5 luglio, in attesa anche di un peggioramento meteo. Economia, società e finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria con il sottoscritto Fabrizio Valenza e con il professor Marco Cassinis. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Una degli ultimi compiti di questo collegio sarà quello di valutare questo progetto preliminare di bilancio quando lo riceveremo, come per gli altri paesi, il 15 ottobre, dopodiché il testimone passa ai nostri successori. Sulla base di questo impegno la Commissione giunge alla conclusione che la procedura per deficit eccessivo basato sul debito nel caso dell'Italia in questa fase non è più necessaria. Spiegherò queste conclusioni nel dettaglio all'Eurogruppo, perché i ministri hanno bisogno di conoscere questi dettagli la settimana prossima. Che strana voce. Chi è la persona che parla? È il traduttore di Moscovici, giusto? Sì, il nostro ormai amico Pier Moscovici che ci ha dato questa notizia, quindi circa ce l'aspettavamo. Però in 9 avrebbero dovuto validare la procedura di infrazione. Direi che un applauso ci può stare. Anche più di uno. Applausi e urla per il momento, però. Per il momento, giustamente Fabrizio, perché ci staranno con gli occhi addosso, ma l'appuntamento è rimandato all'autunno, anche perché ce lo chiarirà lui stesso, il suo alter ego traduttore, visto che per ora è stato congelato per una serie di fattori, nel senso qualche cosa di positivo ci abbiamo messo noi come Italia, forse neanche volendo, cioè abbiamo più entrate fiscali tributarie, abbiamo maggiori dividendi da parte della partecipata,
della Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, la fattura elettronica ha influito molto positivamente per questo tipo di introiti, le minori spese da reddito di cittadinanza e quota 100 hanno dato una mano, anche se quei soldi i partiti o i due partiti li vorrebbero utilizzare lo stesso, ma restano lì congelati, le proprie istanze. Quindi per ora si aspetta, perché la grossa variabile sarà poi l'IVA, quindi sono un sacco di soldi, si vedrà un attimo. Sentiamo poi come prosegue appunto Moscovici. Per quanto riguarda il deficit nominale, l'Italia rispetterebbe in questo modo l'impegno del dicembre scorso, riportando il proprio deficit al 2,04 del PIL nel 2019, stime fatte sulla base delle cifre della Commissione, perché noi ci basiamo sempre sulle nostre cifre, sui nostri numeri. Manterremo la pressione amichevole nei confronti dell'Italia per il bilancio 2020 affinché continui a rispettare queste regole. Ma sarà una pressione amichevole? Certo, molto amichevole. Tra l'altro la valuterà sempre Moscovici e il collegio attuale, per poi passare gli incarichi a terzi. Ha fatto notare che le cifre le controllano loro, nel senso quello che diceva il premier Conte, il ministro Tria, guardate che abbiamo cifre diverse, diciamo che hanno voluto anche salvare poi la faccia. Io non so quanto le cifre siano le loro, quante quelle fornite da noi, perché l'Italia proponeva arriviamo a fine luglio, però direi che va bene così. Dai, ecco. un applausone glielo facciamo. Applausi. Però ci sono le due visioni, no? Sì, di diciamo che già benevola. dall'applauso iniziale qui abbiamo un applauso più reppato, ma passiamo quindi al nostro Salvini a questo punto. È una bella giornata per l'Italia, niente infrazione, spread sotto i 200, occupazione, posti lavoro al massimo storico da tanti anni a questa parte. Lo Stato sta spendendo di meno, incassando di più, quindi vuol dire che piano piano il motore si è riavviato e il motore ha bisogno di benzina, e la benzina è il taglio delle tasse, è la flat tax per lavoratori, imprese e famiglie, e la faremo. Ecco. Beh, se i nostri ascoltatori non se ne fossero resi conto, noi italiani siamo ricchi e felici. È così. Sigla del Grande Fratello per chiamare in causa le nomination, i nominati di questa Unione Europea. Che è successo? Beh, era una componente, volendo, della nostra procedura di infrazione. Potevamo barattarla anche con l'appoggio sulle nomine, nel senso ci sono esempio tutta una serie di posizioni in scadenze sul Parlamento, sulla Commissione, sui vari ministeri europei, e quindi c'è stato questo primo giro di nomine definitive o di nomine che dovranno essere confermate con gli esami, perché poi vengono sostenuti gli esami dai candidati. Sentiamo Tusk. Abbiamo proposto Ursula von der Leyen come prossima Presidente della Commissione Europea e Christine Lagarde come candidata per la Presidenza della Banca Centrale Europea. Abbiamo scelto Charles Michel come prossimo Presidente del Consiglio Europeo e Presidente dell'Eurosummit, nonché Giuseppe Borrell come candidato per l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza. E però c'è qualcosa anche che poi ci riguarda. Sì, perché abbiamo anche già un italiano, qui non deve fare alcun esame, è già cosa fatta. I candidati hanno ottenuto i seguenti voti. Onorevole Keller 119 voti, onorevole Rego 43 voti, onorevole Sassoli 345 voti. David Sassoli eletto Presidente del Parlamento Europeo, tra l'altro il collega David Sassoli, perché è un giornalista, era in Rai e sostituisce un altro italiano che è appunto Tajani, quindi lì abbiamo fatto bella figura, devo dire, in questi anni ci fa piacere, infatti iniziano poi da subito i ringraziamenti di Sassoli. Sentiamo. Tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la presidenza del Parlamento europeo e di essere stato scelto da voi a rappresentare l'istituzione che più di ogni altra ha un legame diretto con i cittadini, che ha il dovere di rappresentarli e anche di difenderli. Permettetemi di ringraziare il Presidente Antonio Tajani per il lavoro che ha svolto, per il suo grande impegno, la sua dedizione
a questa istituzione. E così, insomma, il testimone passa da un italiano all'altro. Sì, e veniamo a casa nostra adesso, perché poi si inizia a fare il solito gioco all'italiana. Certo. Chiacchiere e fiumi di parole. Tira dentro, diciamo, tutte cose magari tutte lecite. Io ho sempre quest'occhio un po' economico, preferisco una visione un po' più alta, quindi partiamo dal primo speech, mettiamola così, ma poi inizia l'italianità. Noi oggi abbiamo convocato questo appuntamento per sottolineare in primo luogo la necessità di salutare e fare i complimenti, i più sentiti complimenti a David Sassoli, nuovo Presidente del Parlamento europeo, che consideriamo essere uno finalmente dei grandi successi italiani e del nostro Paese. Segretario del PD Zingaretti si complimenta. Che fa questo passaggio. Poi vediamo adesso le altre due view. Siamo ovviamente contenti per il Partito Democratico. Il PD ha garantito all'Italia una presenza autorevole, un ruolo molto importante all'interno delle istituzioni europee, e questo è un successo italiano, e nel successo italiano anche dei democratici. Canta vittoria, insomma. Sì, è roba nostra, quindi sentiamo invece chi non è roba sua cosa dice. Una delle priorità del Presidente Sassoli è aprire le porte dell'Europarlamento alle ONG, e se non cambia idea rispetto a quello che ha detto solo pochi giorni fa, per cui intorno alla Lega bisogna fare un cordone sanitario come fossimo degli appestati, non è il massimo della partenza, però noi siamo in Europa per cambiare le regole e siamo fiduciosi sul fatto che cambieremo le regole. Contentissimo non mi sembra, insomma. Anche perché Sassoli ha detto il tema dell'immigrazione dobbiamo risolvere, vedere. Salvini ovviamente basa gran parte del suo successo anche sul tema dell'allarme immigrazione, che è vissuto fortemente dagli italiani, e quindi insomma si tratta di capire cosa sarà. Diciamo che forse sarebbe stato meglio da parte degli uno e degli altri essere tutti insieme sobri e felici per la nomina di un italiano. Certo. Questa è la fine, quante volte avremmo voluto dirlo, un po' profeti di sventura, un po' senza capirlo. La Commissione europea ha riconosciuto il gran lavoro di questo governo grazie anche alla mediazione del presidente Conte. Finalmente recuperiamo un po' di credibilità in Europa. I nostri conti sono in ordine, il paese ha ricominciato a crescere, i cittadini italiani hanno ricominciato a lavorare, il numero di occupati che non si vedeva dal 1977, e adesso dobbiamo tagliare le tasse per le imprese e per le famiglie. Ecco qua Patuanelli, Movimento 5 Stelle, canta vittoria pure lui, sì, insomma, ecco, anche sui dati che arrivano snocciolati qua e là. Certo, l'abbiamo detto, mi sembra che la posizione comunicativa di Lega, abbiamo sentito prima Salvini, di Patuanelli 5 Stelle, quindi praticamente hanno detto le stesse cose. Se gli italiani non se ne accorgessero, questo lo ribadisco io, stiamo molto bene, c'è lavoro, ci sono soldi, abbassiamo ulteriormente le tasse, insomma è il Bengodi, ecco, siamo felici. Concludendo, sempre più in alto. Allora, io un portafoglio dell'Italia ce l'ho, il portafoglio del cuore, ma ovviamente non è questione di interesse mio personale, ma quello che ritengo più strategico nell'interesse dei cittadini italiani. Glielo dico? Competizione, concorrenza. Più che altro dico al Presidente Conte che mi sembra che ci siamo rotti, non che abbiamo rotto. Il risultato drammatico di queste nomine è sotto gli occhi di tutti. L'Italia è rimasta esclusa e fuori da qualsiasi partita per la costruzione del futuro dell'Europa. Addirittura mi sembra che le scelte che siano fatte vedano non un trionfo dell'asse, tra virgolette, populista o sovranista, ma esattamente l'opposto. Prima Conte e poi Lupi. Conte rivendica con soddisfazione i risultati, anzi mette già la sua pedina, la sua mano su uno dei commissari che ci sarà. In questo caso dice la concorrenza, a parte che potrebbe essere industria, commercio, cioè è stato chiesto una posizione su temi economici da parte dell'Italia. La concorrenza, l'antitrust sarebbe uno dei più importanti. Abbiamo avuto degli autorevoli precedenti in questo caso, quindi da Mario Monti in avanti. Ecco, Lupi gli fa notare, insomma,
forse non è che avete vinto, anzi mi sembra che chi ha dominato siano sempre stati i franco-tedeschi, molto si parla dei francesi, del ruolo di Macron, e semmai c'è stato un ripiego, anzi le posizioni nazionaliste, mettiamola così, 5 Stelle, Lega, non hanno sortito grandi effetti, tra l'altro non sono mai stati presenti a livello di queste decisioni, di questi interventi. Economia, società e finanza su Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria ogni settimana con me, Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis, al quale do appuntamento settimana prossima. A presto, grazie. Qui non c'entrerai mai. Stai a guardare. Sì, guardo. Ops. Aspetta, no, perché se solo... Te l'avevo detto. Ok, magari proviamo da un'altra parte. La tua auto ne passa tante. Dimostrale un po' di amore con Esso Supreme Diesel, progettato per prendersi cura del tuo motore. Scopri di più su esso.com. Sono nata in Sardegna con una missione: diventare forte, cambiare.